Ieri al Palasport Carnera e ovviamente Pressacco e Alessia aspettano ancora perché dobbiamo salutare, ma congediamo Fazzolari, ci vediamo lunedì. Ok, buonasera. Non sempre Cesare Pancotto è facile affrontare una squadra che ha bisogno di punti, che è l'ultima classifica, non dico l'ultima spiaggia, ma insomma deve fare in qualche maniera quadrato. Come l'avete affrontata voi? Una partita forse non perfetta. La partita non è stata sicuramente bella, soprattutto non è stata come quelle che avevamo abituato i nostri tifosi, però credo che abbiamo sempre avuto in pugno l'incontro con margini di sicurezza e solo a tratti abbiamo potuto offrire quello che è il nostro stile di basket, ma quello che abbiamo mantenuto è stato sempre la caratterialità sulla partita dell'incontro. Durante l'incontro ero molto arrabbiato perché non siamo riusciti a portare avanti i nostri temi di difesa sulle penetrazioni e di attacco con i nostri lunghi. Poi alla fine dell'incontro, pensando però a mente fredda, per la prima volta questa squadra ha dovuto dimostrare sul campo di essere migliore degli avversari perché c'era una classifica differente ma non dei valori. E per l'altra cosa che mi ha fatto piacere è che stiamo dando continuità di risultati in un campionato così difficile, con tante partite che si decidono punto a punto e con tanti risultati a sorpresa come in questa giornata. E con nuovi ingressi per quanto riguarda le sue squadre, perché abbiamo avuto Cantarello perché ha fatto appunto il suo ringresso dopo l'infortunio, ma anche questo nuovo giovane che ha portato comunque delle buone cose alla squadra. Ma direi che noi abbiamo bisogno sempre di conferme, di continuità e abbiamo bisogno di inserire i nuovi e quelli che devono recuperare, a partire da Cantarello che oggi è rientrato in un modo soft come speravamo fosse e ha ripreso perlomeno il fiuto e l'odore del campo. Mlajan ci ha dato un contributo importante soprattutto perché ci ha mantenuti alta l'intensità tra lui e Antonutti. Antonutti ha fatto un'ottima partita con grande intensità, con grande aggressività ed è il momento proprio più importante per lui per capire che quello è l'unico modo per giocare. Poi tante altre certezze a partire da Secunda, Jax, Allen, a tutti. Mi è piaciuto molto Vetulas che pur non segnando ha fatto una grande difesa, è stato di una disponibilità nei confronti della squadra veramente esemplare. Anche il coach Pancotto ha sottolineato la prova di Antonutti in quella di quest'oggi, in questa partita. Come è andato? Beh, sono contento della prestazione fatta, ho fatto sicuramente più punti di altre partite, però l'intensità che cerco di mettere in campo è sempre la stessa. Oggi è andata bene, però dal punto di vista difensivo credo di mantenere una costanza. In attacco devo migliorare, però pian piano con i piedi per terra a lavorare si riuscirà ad avere un miglioramento. Era difficile quella di oggi perché l'Avellino doveva vincere in ogni costo, insomma, cercare almeno. Era una partita difficile soprattutto perché su quelle partite che rischi di perdere la concentrazione, abbassare l'intensità. Abbiamo rischiato una piccola parte della partita, però adesso siamo una squadra che avendo i punti che ha deve cercare di non perdere punti con queste piccole e cercare invece di fare delle sorprese con le grandi. Un po' di vertigine forse, devi essere quasi in alto insomma, tra le elette del basket. Beh, anche l'anno scorso abbiamo avuto una partenza buona, però non è una bella sensazione, si lavora più sereni, più tranquilli e si spera che questo bel periodo vada avanti. Però per te c'è fatica con la nazionale under? Purtroppo il riposo non ce l'ho questa settimana, ma non c'è il suo problema, in nazionale si può piacere andare, spero di risultare anche là, fare qualcosa di buono. Un riferimento come qua insomma? È un riferimento come qua, insomma per me qualsiasi prova è una lotta e bisogna cercare di rendere al massimo. Glenn, c'è un segreto per questa Snaidro che si sta facendo così anche divertire in queste partite difficili? Sì, questa partita era molto difficile. Loro sono in un momento difficile, però abbiamo fatto la nostra cosa e poi per i tifosi io penso che abbiamo giocato in una maniera che era divertente anche per loro. La Snaidro comunque sta facendo buone performance sia offensive che difensive, state crescendo poco a poco. Sì, anche in difesa stiamo andando bene come un gruppo, stiamo lavorando insieme in difesa, e questa è una cosa importante per la crescita di nostra squadra. I colleghi giornalisti ti hanno eletto oggi miglior giocatore. Sì. Io sono grazie per questo, anche io ho lavorato duro in questa partita come ogni partita e loro hanno visto che ho fatto un bel lavoro.
Questi dunque i commenti a caldo dopo la partita per la Snaidro che giocherà la prossima volta, domenica prossima, a Varese contro la Whirlpool, e per Ghiacci sarà il ritorno.